Corriere Imprese, febbraio 2021. Le lepri del Nord-Est. Competenze dinamiche. Il titolare filosofo e la crescita di Euronda. C'è chi la conosce perché è il primo produttore mondiale di aspirasaliva. Mettendo in fila quelle prodotte in un giorno, si copre la distanza tra Trieste e Bologna, 300 km, mentre con quelle di un anno si fanno 2 giri della Terra lungo l'equatore. C'è chi invece la riconosce come first mover mondiale per aver creato un'alternativa al verde e all'azzurro medico delle cliniche dentali di tutto il mondo, con la varietà cromatica di prodotti monouso, accessori e dispositivi di protezione, diventando il trendsetter che indica il colore dell'anno. E, infine, c'è chi le riconosce il merito di aver realizzato il trading up del prodotto monouso dentale per qualità intrinseca e per aver introdotto logiche di branding. Basterebbero quelli citati, ma ci sono anche altri fattori che fanno della Vicentina Euronda, attiva nel settore biomedicale con specializzazione nel dentale, aspirasaliva, salviette e mascherine, rotoli per sterilizzazione, termosigillatrici e autoclavi, un autentico caso da manuale e da studiare. Crescita internazionale. Euronda ha un organico di 200 persone e un fatturato di 75 milioni. 5 anni fa erano 120 e 50, con l'80% di export in più di 100 paesi. Dopo un primo periodo di sviluppo per linee interne, il percorso di crescita e la presenza internazionale si sono distinti per rapidità e varietà di soluzioni. Dal 2001 l'azienda ha aperto filiali proprie in Europa, Germania, Francia, Russia e Spagna, ha stretto alleanze, prima contrattuali e poi proprietarie, con un partner asiatico molto più grande e quotato a Tokyo. Ha fatto acquisizioni di aziende operanti in business adiacenti. Per gestire la complessità di questi processi bisogna possedere e saper mobilitare al momento giusto le cosiddette competenze dinamiche. Quelle di consolidamento, per replicare le decisioni di successo in diversi contesti. Quelle value adding, per accedere alle risorse del partner e ricombinarle con le proprie. Quelle di management interculturale, per valorizzare sia le differenze sia le similarità tra culture nazionali. Convivenza tra generazioni. Euronda è di proprietà di 2 famiglie, Basso e Montagnani, e dal 2001 ha come leader Renato Basso. Nato in una famiglia veneta di contadini, il dottor Renato Basso si laurea in filosofia e teologia in Germania. Dopo aver lavorato in Euronda come direttore vendite, ne acquisisce la maggioranza la scomparsa del fondatore Gino Montagnani, dandole continuità. Oggi ha 72 anni ed è tutt'altro che un uomo solo al comando. 3 lustri fa ha iniziato a coinvolgere la seconda generazione delle 2 famiglie, che con Paola, Alberto e Nicola preside le posizioni chiave. Dalla filosofia nascono le competenze dinamiche e non solo.